Il Monforte sfata finalmente il tabù campo di casa, centra il primo agognato successo in campionato davanti al pubblico amico e incassa 3 punti che fanno morale dopo 3 sconfitte di fila, ma soprattutto classifica. La squadra di Cambria parte subito forte trovando il vantaggio dopo 2 minuti grazie ad una splendida azione finalizzata da Antonio Isgrò che batte col destro Caspanello spianando ai suoi la strada verso la vittoria e siglando così il suo primo sigillo in campionato con la maglia neroverde. Locali che provano a chiudere la sfida, ma prima il doppio tentativo ravvicinato di Errante non sortisce l'effetto sperato, poi la zuccata di Assenzio sul piazzato di Bartuccio non c'entra di poco lo specchio della porta, mentre il colpo di testa di Trimboli dagli sviluppi di angolo è salvato in acrobazia da Crupi. Il Sant'Alessio prova a rispondere dopo il tentativo di Tomasello che non trova l'impatto sul servizio dal fondo di Scuderi. Gli ospiti acciuffano il pareggio al 38esimo grazie a Mastroeni che di testa mette alle spalle di Celone il cross da sinistra di Tortora e che vale di fatto l'1-1, ma il Monforte non si perde d'animo e al 42esimo rimette la freccia su calcio di rigore concesso dal signor Duric per un netto fallo di mano in area di Interdonato. Dal dischetto Assenzio deve però calciare 2 volte il penalty. Il primo tiro infatti non va bene per il fischietto di Palermo che vede l'ingresso anticipato in area di alcuni calciatori e così al secondo tentativo il 10 neroverde spiazza ancora Caspanello firmando così il 2-1 per i suoi. Prima dell'intervallo però il Sant'Alessio rimane in 10 uomini, viene espulso infatti Interdonato, doppio giallo per il classe 2002, ospiti con l'inferiorità numerica per tutta la ripresa e proprio ad inizio di secondo tempo i locali approfittano della situazione realizzando il 3-1 con un perfetto colpo di testa di Scattareggia che indirizza nell'angolino il cross da destra di Isgrò. Monforte che spinge il piede sull'acceleratore sfiorando anche il poker, prima con Mondo che dal limite dell'area calcia di poco lato e poi con Isgrò il cui sinistro non c'entra la porta per un soffio. Sant'Alessio che troverebbe invece il gol del 2-3 con Scuderi, ma il direttore di gara su indicazioni del secondo assistente Bonaventura annulla per posizione di fuorigioco. Poi nel finale si scatenano i locali che al 77esimo vanno a segno con Capitan Bartuccio che dal limite dell'area non lascia scampo a Caspanello per la rete del 4-1 e che gli vale come primo sigillo in campionato. 10 minuti dopo Cannistrà firma invece il pokerissimo capitalizzando al meglio l'ottimo lavoro da sinistra di Carpinteri e che gli vale come prima firma in maglia neroverde. Ed infine al minuto 89 chiude la saga del gol ancora Antonio Isgrò con un tiro da fuori sul quale l'estremo avversario ci mette anche del suo. Per Isgrò è doppietta personale. Il Monforte centra così la seconda vittoria in campionato e sale in classifica a quota 7 punti, mentre il Sant'Alessio rimane fermo in ultima posizione con un solo punto.